notizia molto interessante è arrivata in redazione quest'oggi, è l'uscita del nuovo film La febbre delle carte, che da poco è uscito nei cinema, il grande regista Steven Spielberg. Ecco, fra poco magari vedremo qualche immagine di questo nuovo film. Sì. È un film ha avuto un notevole successo già nella prima giornata, come potremo vedere. Sì, penso anch'io che sia un grande film. Questo film bisogna vedere soprattutto il tema essenziale di questo film, che non vuole dire niente da come leggo qua. Ma in realtà io penso che gli attori siano la cosa più importante. Bisogna sottolineare che l'altro ieri, avendolo visto 3 volte, mia sorella. Sì, ma non è solo tua sorella che l'ha visto, infatti anche mio fratello, vedendo lo stesso film, ha provato un disinteressamento totale. Ora cosa possiamo dire? Possiamo vedere fra poco queste immagini che ci sono appena arrivate. Un grande successo nonostante la povertà del film, la schifezza di questo film. Comunque, vediamo alcune immagini. Ecco l'attore Giuseppe Sirchia durante il lungometraggio. Vedremo fra poco anche le fotografie degli attori. Cosa ne pensi, Teresa? Ma io penso che questo attore non è in realtà un attore, è un attore. Infatti, notare come si accende la sigaretta, questo indica che fra le nuove leve degli Ecco, attori. scusa, Sì, queste sono le fotografie degli altri attori. Giuseppe Sirca, come avevo visto anche prima, sì, uno Sergio sguardo molto Sirianni, profondo. Notare lo ecco, sguardo, questo Marcello Schifaudo atteggiamento e classico quindi del cinema infine il questo. quarto attore Antonio Alaimo. Passiamo di nuovo in regia. Sì, ma io volevo dire anche, aggiungere anzi, che mia sorella, appunto, che è una grande conoscitrice di telenovele, non ha capito molto bene il film, quindi bisogna che voi abbiate attenzione vedendo questo film. Attenzione, ho detto, non ritenzione, attenzione. Questa sera invece andrà in onda. Vi raccomando a tutti i telespettatori di non perdere questa sera appunto la prima e l'unica parte di questo film, in quanto è abbastanza ben costruito, è ricco di avventure e di vicende che voi stessi... Ma io volevo dire anche che questo film, il regista ha dovuto utilizzare tutte le tasche del proprio vestito per fare questo film, infatti, e ha preso il salvadanaio del fratello, Sì, il salvadanaio del fratello effettivamente è una cosa abbastanza insolita questa del prendere il salvadanaio del fratello. Comunque ci sarà anche un'intervista prima del film. Da quando la mamma ha scoperto Uliveto, Per noi digerire è diventato più facile. Uliveto, l'acqua dal sapore attivo perché ricca di sali minerali naturali. Uliveto, digerire secondo natura. Bambini e bambine, buonasera, sono qui perché dopo la pubblicità ci sarà un bel film. È bellino questo film. Voglio mettere a prova la tua fama di intenditore di whisky, vieni. Marcello, intanto tu prepari. Sì, non lo preparo io. Perfetto. Sei pronto, Marcello? Pronto. È tutto tuo. Dai avanti. Colore chiaro. Gusto pulito. Ma questo è grande. Glen Grant, malto da intenditori. E il signore Recca a vedere il film? Il film? Qual è il film? Indovinatelo? Ci sarà un bel film dopo un po' di pubblicità. Colgate antitartaro. L'unico
rimedio efficace per il vostro tartaro nei denti. Ricordate, Colgate antitartaro, se usato regolarmente ogni giorno, vi aiuterà. Sì, vi aiuterà. Ecco, Colgate antitartaro, i vostri denti saranno così splendenti. Buonasera, ed ecco di nuovo che vi presento. C'è un film veramente fantastico, La febbre delle carte. Sì, vi auguro un buon ascolto, guarda. Beh. Ti raccomando, questa sera lascia stare il telecomando e vedi questo film, è abbastanza bello. Te lo dico che l'intervista c'è prima del film, quindi stai attento e non cambiare. Signore e signori, buonasera. Benvenuti alla trasmissione Le interviste impossibili. Siamo qui stasera per parlarvi dell'ultimo film di un famoso regista, famoso in tutto il mondo, dalla Thailandia alla Cina, dall'Australia alla Nuova Zelanda. Il regista che questa sera interverrà a parlare del suo film è il famoso... Non ho ancora detto il nome, scusate. Il famoso Steven... Non ricordo il cognome. Ecco a voi Steven! Eccoci qua, buonasera. Buonasera. Parliamo adesso del suo film. Innanzitutto il pubblico vorrebbe sapere qual è il titolo. Il titolo mi fa una domanda abbastanza difficile. Comunque il titolo è La febbre delle carte. Guardi la telecamera. Telecamera. La 4. Di là. Sì. Vuole spiegarci il significato di questo titolo, che deve essere molto profondo? Beh, non vorrei svelarvi il segreto, veramente, quello che si nasconde dietro questo titolo. Comunque vi sto a dire una cosa. Guardatelo. Guardatelo, una frase profonda che colpirà molta gente. E adesso, vuole spiegarci... Dai, scusa! Scusate. Vuole spiegarci adesso, in poche linee, visto che non è molto il tempo, qual è la trama del film? La trama del film, innanzitutto... 14. Quella a destra. Innanzitutto vorrei dire che... Buono pubblico, buono. Innanzitutto stavo dicendo... Un attimo. I docchi? Sì, cazzo. Innanzitutto stavo dicendo che il film ha una trama complicata, abbastanza complica. Mi chiedeva lei il significato del titolo del film. Posso dire? La trama, cosa mi chiedeva? Non ricordo. Stavo chiedendo se è possibile sapere in poche linee la trama di questo splendido film. Bene, innanzitutto diciamo che il film si svolge interamente in un paese... nella provincia, diciamo, di Palermo, di quella che è una grossa città italiana, Palermo. Perché proprio Palermo? Palermo, con i suoi intrighi di mafia, di disoccupazione, di incoscienza politica. Ma cosa fa ridere? Fa ridere perché in effetti Palermo non è soltanto questo. Non è soltanto questo. Io ho voluto fare questo film... Scusate l'interruzione, pubblico. Come? È arrabbiata. La mamma? Sì.
Mamma. Il regista in un momento toccante parla con la mamma. Non... Ciao, da pulire il ragazzo un sacco di stanzini, non può portare il telefono. Comunque ora ti saluto. Mi hai visto? E lei cosa ne pensa di questo film? Ciao mamma, ciao. Ciao mamma, ciao. Ciao mamma, ciao. No. Stavamo parlando con il regista Steven mentre è stato interrotto da un momento di toccante umanità. Parlava con la mamma. Perché Palermo? Perché anzi la provincia di Palermo? La provincia di Palermo, stavo parlando di Palermo, dei grossi problemi. La provincia, perché provincia, come sappiamo, è piena di grossi, di grossi monumenti, di grandi case antiche in stile ottocentesco, dove io appunto ho ambientato il mio film. Ed è questa la causa principale, non la causa, perché dire la causa? Appunto, perché dire la causa? È quello che anche io mi chiedo. Diciamo. Perché la causa? Ma è stata la buona ragione per cui ho effettuato questo film. Certo, il discorso è molto interessante, ma il pubblico vorrebbe saperne di più. Scusi, Sì. Notare il regista mentre prende il caffè. No, grazie. Porti via. Sì. Quant'è? 2. Ma guarda un po' questi baristi. Questi baristi. Un assegno va bene? Sì, va bene anche quello. Ma il costo della produzione? Costa un attimo, sbrigo un Come si po'. chiama lei? Zin. Ci dica quant'è il costo della produzione? Suo padre? Vabbè, Spielberg va. Sua Il moglie? costo della produzione, scusi un attimo. Quanto? Il costo della produzione? 5.000 tutto. 5.000 lire il costo della produzione, un film sotto costo. Cosa dici? Film, proprio film, il prezzo. Quant'è costato il film? Vorremmo sapere. Al pubblico interessa questa domanda. È vero pubblico? Ma diciamolo subito, è costato 1,5 miliardi. 1,5 miliardi. Una cifra assurda per un film che oseremmo definire molto dispendioso. Il perché di questa cifra? Il perché? Lei con questa frase... Mamma, ti ho detto di non disturbare. Ecco un altro momento toccante del regista. Mamma, siamo in diretta, non disturbare. Siamo in diretta, il ragazzo non può stare qui a stare attento a te che mi porti il telefono. Notare con quanta umanità il regista parla al suo pubblico. E non mi rompe i coglioni. Era il toccante momento d'umanità del regista Steven Straplak, non ricordo il cognome. Parlavamo del costo della cifra. Cifra del costo. La cifra del costo è 1,5 miliardi perché? Un po' di... 1,5 miliardi perché? Perché? Pardon. Queste cose affascinano. Che è successo? Sarà stato poi la polverina. Comunque stavo dicendo che 1,5 miliardi dicevo. 1,5 miliardi è semplice. Un grandioso film come questo non poteva costare, anzi direi che 1,5 miliardi è una bazzecola. Bravo! Complimenti, signor concorrente. Ai ai. 1,5 miliardi. E adesso vorremmo sapere un po' della trama. La trama già stavo dicendo. Sì, l'abbiamo interrotta poco fa. Stavo dicendo. Che cazzo, mamma, questa mamma come rompe. Ah mamma. E questa è la mamma. La mamma è sempre la mamma. Se no non le firma io. La mamma è sempre la mamma. Il 1,5 miliardi l'hai messo tu, però zitto, siamo in diretta. Sì, il 1,5 miliardi l'hai messo tu, però siamo in diretta. Non devo dirlo, l'hai messo tu, la mamma. Ciao ma. Noto che sua madre è molto attaccata a lei. Deve essere il suo figlio più prezioso.
Mia madre sì, ma non perché un segno di affettuosità, diciamo io, come simbolo, capito? Ah, interessante spiegazione. E adesso la cosa più attesa, la trama del film. Queste polverine. È dall'inizio di questo programma che vorremmo sapere la trama del film, se il regista è così gentile da spiegarcela un po'. La trama è il racconto di 4 ragazzi che decidono di passare un weekend in un'antica villa, una villa che apparteneva o che appartenne ad uno zio di uno di essi. Decidono così di andare a questa villa e lì cosa trovano? Cosa trovano? Non questa, scusi, è quella lì. Quella di fronte a lei. Ah, il numero 5. cosa trovano? Trovano delle apparizioni. Io non vorrei qui spiegare com'è il... Sì, noi non vogliamo rovinare il film, è chiaro. Vorrei che tutti, vedendolo, abbiano il piacere della scoperta, più che altro della scoperta del film, della trama. Senti, io non ne e posso più, specialmente della soluzione, Della del- soluzione. Ad esempio abbiamo saputo che a Timbuktu, dove è stata... Questa interruzione. A Timbuktu, dove è stata proiettata la prima del film, un incasso strabiliante, quasi 4 miliardi. Timbuktu 4 miliardi, infatti, e dicevo appunto questo, 1,5 miliardi cosa sono stati? Sono stati pochi rispetto al grandioso successo che sta avendo in tutto il mondo. Timbuktu, ecco un esempio che mi ha fatto, 4 miliardi, può essere l'inizio solamente, la partenza. E il segreto di questo successo? Beh, il segreto, ogni bravo regista ha il suo segreto, naturalmente non può essere spiegato, non può essere così, diciamo, è il mio lavoro, è la mia passione. Ma cosa c'entra la passione adesso col segreto? È quello che gli spettatori si chiederanno andando a vedere il film. E adesso vorremmo sapere dal regista se lei, durante la sua carriera, ha mai avuto influenze da qualche altro regista, non so, le comiche di Ridolini, Charlie Chaplin. Le comiche di Ridolini fanno proprio, beh, sto dicendo una grossa parola. Ridere. Ridere, sì, mi fanno proprio ridere perché non trovo quale sia effettivamente il motivo del grande successo di queste comiche. Mi sembrano abbastanza stupide, prive di significato. Ma comunque, come mi diceva lei, vede questo buco? Sì, interessante. È un buco fatto. Oh. Mentre Comunque, si giocava. no. Ah, sì. Ecco, Questa è la rapina! Eh sì, lei sta parlando. Sì. Mi dica. Stavo dicendo che questi appunto... Stavo dicendo? Sì, stiamo parlando delle sue influenze per questo film. Ah, sì. Io non ho avuto mai nessuna influenza. Qualche raffreddore così di passaggio, comunque mai nessuna influenza. Buona questa. Sì. Ho qualche microfono. Che è qualche residuo che... Comunque non ho avuto mai nessuna influenza da parte... Ma cazzo. Da parte di alcuni registi. Posso dire di essermi formato da solo, con l'aiuto della mia mamma, che saluto naturalmente. Ciao mamma. La mamma è sempre la mamma. Il pubblico approva, vero? Il pubblico è con me, lo sento sempre di più, lo sento. Lo sento. Sì. Siamo in diretta e riprendiamo le trasmissioni per le interviste impossibili. Abbiamo qui il regista Steven Spielberg. Il suo cognome qual è, scusi? Spielberg. Stavolta le voglio fare una domanda scabrosa. Ho saputo che nel suo film non ci sono donne. Ci spieghi questo non intervento del sesso femminile? Scusi di nuovo la mamma, Stavolta è la suocera. Oh, ma ha rotto io. Dice che non riesce a calmare sua mamma. Ma sta a calmare, io non so che te già fai. Vuole che ci va lei? Ma lei non ha altri lavori? Se sua suocera non avesse altri... Cioè sua suocera dovrebbe avere altri lavori. Ho capito. Ma va, si figurati. Non ho tempo. Stavamo parlando del fatto, anzi del motivo importante di questo film. Le donne non appaiono in nessuna scena. Ci spieghi il motivo? Sì, ho voluto salvare il sesso debole da questa situazione.
Perché? Mi dirà perché? Perché? Beh, le spiego subito. Ma perché? Beh, le spiego subito. Ma perché? Beh, le spiego subito. Mi spieghi? Comunque, è il sesso debole perché non ha partecipato? Già, E perché? Perché? Il motivo... L'applauso di incoraggiamento perché il nostro regista è un po' timido e non risponde alle domande. Perché il sesso debole non interviene in questo film? Basta, sciocchino, sciocchino. Dunque il sesso debole ho voluto evitarlo per sua buona sicurezza, perché il cast era formato da elementi alquanto allupati. Ci spieghi il significato del termine allupati? Allupati è colui, non c'entra. Sì, vada a scuola da Zingarelli lei. Sì, infatti. Allupato è colui. Ecco lui, allupato, singolare. Allupato è colui che, essendo in presenza di una donna, diciamo di una femmina, Scusi, c'è ancora una macchia. essendo in presenza di una femmina, che succede? Di una In femmina. questi studi Scusate, cinematografici, ma effettivamente. era sul quadro la macchia. Di una femmina non può controllare più i suoi, come dire? Come dire? Il pubblico si chiederà come dire, ce lo dirà fra pochi minuti il regista. I suoi istinti, eccolo, l'ho trovata, i suoi istinti, e quindi oppone la sua forza nei confronti della femmina. La femmina, dilemma. E adesso noi vorremmo sapere il cast, da chi è composto. Principali del cast. Silenzio per favore. Che cast usa? Contro. Che cast usa? Beh, il cast lasciamo stare. Lasciamo stare questi giochi di parole alquanto squallidi. È vero. Ci parli del cast, da chi è formato? Ho saputo che sono grandi attori. Sì, grandissimi attori ho scelto per questo mio ultimo film. Infatti, quando ero piccolo... No, Quando era piccolo? no, io stavo pensando un po' all'infanzia. Allora, ci parli di questo cast? Allora, il cast, attori scelti abbastanza bene, noti abbastanza nell'ambiente della cinematografia. Il primo è il Sergio Sirianni, noto attore di cui vedremo fra poco una foto. Dovevo dirlo io, però è lo stesso. Vabbè, già sapevo, foto vedremo fra poco, non vedo la foto. Ma vediamo un filmato di una vecchia intervista fatta a Sergio Zigliani. Com'è che si chiamava di cognome, scusi? Spirziek. Piercek. Ecco, possiamo vedere. Tagliamo adesso, chiedo alla regia di tagliare questa intervista con Sergio. Ecco, era il Sergio Sirianni, quello sulla vostra destra, gentili telespettatori. Un po' bruttino. Bruttino sì, però era questo. Il commento non passava altro. E passiamo agli altri. Gli altri, si tratta del Giuseppe Sirchia e dell'Antonia Laimo, che non vi sto qui a presentare data la grossa Personalità. Vorrei Vorremmo vedere una foto di questo Giuseppe Sirchia. Giuseppe Sirchia, sì, vi farò vedere subito, anzi mi farete e gli farete. Gli faremo vedere a voi telespettatori una foto. Vedere subito una foto, come fra poco. Ma non appare? Eccola. Piuttosto Ecco, brutto qui. questo, proprio direi, sul mostro andante. Sì, anche lui Taglia è stato scelto. È stato scelto per questo film, dato appunto l'horrore. Ah, è un film D'orrore, non l'avevo detto, la Interessante, cosa più importante. Infatti si chiama La febbre delle carte. Comunque Infatti si chiama La febbre delle il quarto attore, Facciamo il quarto incomodo. La che giraffa, si chiama, intanto mi sembra segue la giraffa. Questo è un cavallo. Questo è comunque Marcello. il quarto era È morto? No, è ancora vivo. Ah, ecco. È Marcello Schifaudo. Vorremmo vedere una foto di Marcello Schifaudo, ma purtroppo la foto ingombrava troppo lo schermo, quindi Marcello Schifaudo non apparirà. Ebbene sì. Comunque un grosso applauso anche caloroso per Marcello Schifaudo. E direi Avete visto intanto in sovraimpressione Devo Fastri, la pubblicità
pubblicità di un gruppo di... Sì, un gruppo musicale abbastanza noto, comunque non c'entra niente col film. Sarà? Beh, direi di passare adesso, dare un po' di importanza, direi. Sì, agli attori. Agli attori. Abbiamo qui, tra il pubblico, cari lei può andare. Arriva. E un applauso al regista Steven Sprichplaut. E quell'entrata trionfante era il grande attore Marcello Schifaudo. Un applauso per Marcello Schifaudo, grazie. Buono pubblico. Il signor Schifaudo viene da una lontana terra. La sua famiglia era molto molto povera. Nonostante tutto è riuscito ad ingrassare con gli omogeneizzati. Marcello Schifaudo, che parte fa in questo film lei? Ma ecco la mia parte. La sua parte. Parte, ma non si sa quando arriva. Questa è tratta da Dante. Marcello Schifaudo è andato via perché si sentiva male. L'altro attore pervenuto in questo studio è niente po' di meno che il grande Giuseppe Sirchia. Un applauso per il grande Giuseppe Sirchia. Anche lui viene da una terra lontana, solo che la sua famiglia era molto ricca. Silenzio! Buzzurro! Questo è il famoso Garofano d'Oro per il signor Giuseppe Sirchia, premio quale miglior attore. Che parte recita lei in questo film? Una parte molto profonda. La scena travolgente in cui Giuseppe Sirchia viene coinvolto è delle più strazianti. Penso che le mamme e gli spettatori in questo momento stiano piangendo con noi. Giuseppe Sirchia, com'è nato lei? Come attore, si intende? Tutti i cavoli! Scusi, è una mamma disperata per lei. Anche Giuseppe Sirchia ha una mamma. E l'umanità di questi attori è veramente eccezionale. Ciao mamma! Ma può essere mai che rispondono tutte queste Ciao mamma! Prima ma io non lo so, dobbiamo lavorare. Il telefono è della società. Era della società. Tagliamo questa intervista con il signor Giuseppe Sirchia. E questa sera credo che debba intervenire l'ultimo dei grandi attori che abbiamo qui in studio. Il famosissimo e grandissimo e notissimo soprattutto al pubblico australiano. Qua la regia suggerisce dei nomi, ma io so chi è il più importante. Sergio Siriani. Applauso. Buongiorno. Buonasera. Sono le 2 di notte e ha anche voglia di fare lo spiritoso. È tardi. Notare il suo humor veramente inglese. Ci parli lei di questo film, visto che fino adesso non siamo riusciti a capire, direi, un granché. Lei vuole sapere il film praticamente come si articola nelle sue... No, io non voglio sapere il film, io voglio sapere la parte che lei interpreta in questo film. Questo serpente. Questa è la giraffa. Quale serpente? Non sa niente di zoologia. Questa è la famosa guarda il collo, vede. È brutto, è brutto. È brutta, assomiglia a chi la porta. E poi perché avanza? Non... Ma perché lei deve parlare dalla giraffa, ecco, parli adesso. Ma lo allontani questo essere disumano? Era umano? No. Non vedevo. Ci dica che parte fa in questo film. Cioè, la parte, perché cioè, c'è una parte... e Anche lei non torna? No, io torno. Ah, lei ritorna. Sì, perché io non parto. Cioè, io non parto, ma perché lei mi fa domande difficili, scusi? E io sono qui ha ragione, lei ha la quinta... Cioè, la quinta sì, l'ho ripetuto 5 volte. infatti.
Ci parli adesso... Pierre Bonnet, il fazzoletto che non si sciupa mai. Lo Non si fa pubblicità. Ma qua c'è lo sponsor, o qua sponsorizziamo, o qua ci mandano tutti quanti. Questo è anche vero. Adesso credo che sia la regia. La regia mi suggerisce che il tempo a nostra disposizione è terminato. Vorremmo soltanto sentire un'ultima parola dal regista. Steven Spiekespan, ecco. Ma che Spiekespan, scherzi. Mi dica. E vorremmo sentire una ultima parola su questo film, un commento generale, oserei dire. Beh, commento generale. O se vogliamo essere spiritosi, un commento colonnello. Comunque, commento generale. Il film è costato a... Questo rumore? Questo rumore viene dalle stalle vicine, purtroppo. Sa, abbiamo appena congedato gli attori, quindi... Il commento generale, lasci il tempo che trovi. Mi lasciano parlare, quindi... Non si preoccupi, Comunque, fa che non ci siano. commento generale. Perché non ci sono donne? Dimmi. E perché? E perché? Buonasera, ed eccoci siamo qui aspettando proprio questo film. Ora ve lo godrete tutto. Questo film è regalato dall'artificio Stelat. Mo. Ciao Alice, ciao. 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 Ci fa comodo? Forse, entriamo. Prego, bellissimo. Vieni. Davanti io ti faccio strada. Sì, non mi strada. Prego. Vabbè, dai, prego. Qua, c'è un bar. Volete niente? Vabbè. Sì, un po' di bar, tutto. Un po' di rosso antico, tutto. Tutto? No, grazie. Sì, grazie. Tu vedi, ci siamo? Guarda. Senti bene. Vabbè, non c'è da sedere, che dici? Sì, andate per favore. Non c'è da sedere. Grazie per il sanguito. No, pure a sedere. Non ci vedi? Ma senti, devo andare un attimo là dentro. Sì, andando un attimo. Voi, fate come se fosse a casa vostra, eh? Tranquillo. Non ci pensiamo. Come se fosse a casa vostra. No! Non si cura, non si perdono questi, è 120.000 lire. Copre i quattori, in solito 18. E ancora, un altro è una cravatta, sempre non 18, con lavorazione interna lucida, rigato e segno all'interno. Sospiro. Queste vengono 35.000 lire. Poi c'è quest'altro pendente che va bene. Io direi soprattutto per l'uomo, ma credo in ogni caso siano particolarmente appetibili. 45.000 lire, il prezzo è affari. Tornate subito a posto!
Ragazzi, che ne dite se sabato andiamo in quella villa? Dice lui, ma quale villa? La villa dello zio di Sergio. Devo perdere le mezzane e pensiamo per sabato. Per me va bene ad esempio, per me anche. Sì, per voi, Sergio. Sì, allora si può fare. Allora andiamo, dai. Ma aspetta, Come aspetta? sabato a che ora? Alle 5. Del mattino? Sì. Non lasciamo verso le 6. E poi arriviamo tardi, di sera. Ce la facciamo. Allora arrivo di sera. Vabbè. Anche perché, insomma, chissà che ora iniziate a coricare la solita. Sì. Ragazzi, un cavolo. No, non c'è. Aspetta, la chiave, No, distrutto, perché non accendere la luce perché? Va, vedi che accendono la luce. Sì, infatti. Aspetta. Chiudi la porta. C'è la porta qua. No. Sì, vabbè, ma non lascia stare, cioè, dopo guardiamo, no? Senti, sempre interessato. No, lui ora incomincia, non lo so io so. Però sta accadendo a peggio. Guarda che 12 anni abbandonato. Tutto pieno di tarme. Guarda, lei. no, non esagerare. Sai, tu mangiavi. Alla tagliatelle che c'è là. Guarda. Ci dobbiamo adattare. Guarda perché ci dobbiamo adattare. Io penso di passare un weekend a divertirmi, no? Tieni alla mano peggio. Ma è 12 anni che è disabitato, Infatti, Si vede? Sì. Senti, ma c'è. Brighiamo, dobbiamo spicciare. Ah, lui ha Andiamo a trovare. Chi ce l'ha la carta? Non lo sa conosce. Perché poi abbiamo. Dai, chi dà? Vieni da lui. Marco. No, anzi da lui. No. Dai, Che te lo vuoi? Vabbè. Ok. Fermo! Non l'ho disturbato. In questo momento non l'ho disturbato. Ma io invece volevo qualcosa di più leggero per me. Vabbè, diamo le carte allora. E senza barare. Senza barare, eh? Dunque. 20? No. Perché? 40. Scala. Cuori. Fiori. Come fiori? Ma che fa, non ci credi? Ma tu hai barato? No! Ma veramente non siamo venuti qua per giocare. Ragazzi, le cose sono qui. Ognuno di noi si sbriga e comincia a sistemare le sue cose. Oh. Tranquillo, 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 tranquillo. L'altra condizione però mi piaceva di più.
Ok, ci possiamo sistemare. Volendo qua ci possiamo sistemare. Dove passa? Non è male questa cioè, non è male, è meglio le altre. Vai, passa? Sì, prego. Ma c'è posso prendere le carte? Sì, sì, prendi quello che vuoi. Ah! Guarda qua. Il mio whisky. Cominciare con whisky. Oh. Devi fare come me. Questo ti fa male, devi bere un po' di candeggina. L'hai trovato? Sì, Perciò che ve ne fate, ragazzi? Cosa? Non dico di qua, che ve ne fate? Ah, solo qua possiamo stare. Oh, guarda questa cosa. Usciamo dal balcone. Essere uno zio abbastanza. Dovevo cantare. Fatevi. Allora dove portate il timone? Sì, sì. Vabbè, i letti ci sono. Anzi, vi dirò, io... un po'... A dire la verità io avrei un po' di soldi. Ragazzi, io vado a prendere posto di là, voi fate come... Io rimango qua. Come meglio credete. Sono io che sono sul basso. Andiamo pure là, Va bene, dai. Buonanotte. Buonanotte. No, aspetta Sergio, la borsa. Ti raccomando. Vabbè, ci vediamo domani mattina allora. Oh, svegliatevi presto. Marcello, svegliatevi presto, Ciao. Ah, finalmente un po' di pace. Non c'è posto. Buonasera. Buonasera. Mi saprebbe dire a che ora passa il 28? No, cioè, non lo so, non sono di queste parti. No, perché aspettavo, quindi... Capisco. Vabbè, mi scusi lo stesso. State più vicino Sì, poi. un po' più vicino. Grazie, arrivederci. Buonasera. Buonasera. Che parole? La cacchietta mi ci oggi. Ho giocato io.
Antonia, scimmietta. Bravo, uscite la sputa, mi piacete. Bravo. Ti faccio e dormi. Antonio? Sì? Trovo. Che c'è? Vieni che mi dai una mano, va. Faccio? Che Mi dai c'è? una mano. Tieni, Sergio. Grazie. Buonanotte, ciao. Sergio, ti serve più la mano? No, tieni, prendila.
una scimmia. Ah. Sì, con C. Senti, mi dai un'occhiata, no? Visto che stiamo in tempo. Senti, ma stanotte ho sentito qualche rumorino strano. Così, proprio. Rumorino strano? Ma non impressione tua. Sono impressioni, ma sei sicuro? Sicurissimo. Chissà se hanno sentito. Ma tu che hai bevuto ieri sera? Che ho bevuto? Ma non mi ricordo più. Appunto, i rumori strani. Dici? Ma non per ridere, per favore. Si deve per alzarla, No, allora chiamo io. Marcello, vieni subito qua. Che? Dimmi. Sei veloce. Vado di fretta, dimmi. Capito. E fai poco Marcello. Ma stanotte ha sentito rumori giorno. Non ho sentito niente. Rumore. Che rumore hai sentito? io, ma. Ma che rumore hai sentito? Sì, vai. Ah. No, veramente no, non ho sentito niente. Tu Marcello, ma neanch'io, solamente lui ha sentito cose. Anche stamattina, dico, ma stamattina era tutto normale. Non c'è mangiato qualcosa di. Segatini d'oca, non lo so. Dici che fanno questo effetto? Le carote, non fa. Le carote? Sì, capisco il coniglio, però. Allora, che? Che facevi a casa? A proposito. Ma tu ieri sera dallo scala e non giocavamo. Ci credo. Non te lo ripeto più. Vabbè. Ferma! Ok, no! Ragazzi. Bello. San Giovanni Bosco. Cosa hai? A San Giovanni Bosco. Ma c'è quello Sant'Anno, Che non so cosa giocare. Gioca la nonna. Non me lo più. La nonna. La nonna. Sono tre le nonne. Un tris di donne. Di nonne. E io che faccio? Mi serve San Gennaro. Che gioco questo? Quadri. Sì, grazie.
Guarda, si cade fuoco. Sa giocare bene. Deve avere professionista. Fiori. Vieni. Oh. Picchio. Antonio non mi doveva ridere. Basta, cazzo, adesso. Ma chi sta vincendo? Nessuno. E questo è il bello. Lo rende più emozionante il gioco. Senti, passami un po' di ace, va? Non te lo bere tutto. No, anche un goccettino. Quanto mi distavo meglio il letto. Però noi incominciamo a guardare le carte degli altri. Ma che fa Bari? Baro? Nicola? Allora. Due di spade, oh. Chi è che c'è il due di spade? Non ce l'ho. Ce l'ho io, vai. Il telefono. Sta combinando questo qua, ma che avete ora che... Ma in sacco. Certo, sicuramente. Un attimino subito. Scusi. È per lei, desiderato altamente. Si avvicina un attimo. Perfetto, così va bene. Mi saluti la zia. Buongiorno. Bibi. Ma io non ho paura dei fantasmi.
Oh, sì. Cos'è stato? Ho risposto al telefono. Niente, era la zia di un nostro coinquilino. Oh, mi sai come giocare?